Edoardo Righi, capitano della BDL Minimotor, correggia al termine della vittoria per 5-2 contro il Montecchio Precalcino. Ottimo primo tempo, nella ripresa stava per rientrare il Montecchio Precalcino, il gol di Menendez ha chiuso la contesa in anticipo. Sì, intanto buonasera a tutti. Sì, come dicevi tu, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo seguito tutto quello che ci aveva detto l'allenatore e abbiamo fatto quel cambio mentale che mancava nelle ultime partite. Nel secondo si sono fatti avanti, sono entrati molto più aggressivi anche in difesa, hanno recuperato tantissime palle, ci hanno messo molto in difficoltà, ma come hai detto tu quel gol lì serve un altro gol per rimettere la partita nei binari giusti e niente, l'abbiamo portata a casa, siamo molto contenti. Ecco, adesso ci sono ancora 3 gare alla fine, una di queste sarà il roller Bassano proprio nel prossimo turno. Cosa vi aspettate e soprattutto anche lo sguardo ovviamente è verso l'obiettivo playoff? Certo, delle prossime partite come da inizio anno noi entriamo in pista per vincerle tutte. Abbiamo passato un momento un po' difficile che sicuramente era dovuto a un aspetto mentale, ci mancava qualcosa, andavamo giù al primo errore, insomma, andavamo un po' in down e facevamo fatica poi a risalire. Questa sera invece ce l'abbiamo fatta e io penso che con questo atteggiamento possiamo portarla a casa tutte. Da 1 a 10 quanto vale questa vittoria per un buon proseguimento, per una buona conclusione di stagione? No, penso che valga tanto, come ti ho detto prima, per riprendere fiducia. Ecco. Ci mancava un po' di fiducia e penso che questa partita valga tanto. Ecco. Diamo un 10. Da capitano cosa ti senti di dire a Sebastiano Severi per il suo esordio casalingo dopo la prima in A2 contro il Montebello? No, sono molto contento, gliel'avevo detto che se lo meritava e gli ho detto di stare tranquillo. Si è visto, secondo me ha fatto un'ottima partita e speriamo che continui così. Grazie Edoardo Righi, in bocca al lupo per il proseguimento della stagione. Grazie mille. Grazie Edo.